Certo che sono ore di apprensione notevole, perché Veneto Banca è un istituto che ha le radici nel Monte Bellunese e da cui dipendono soci, clienti e fra i clienti le molte imprese che hanno fatto la fortuna economica in questo territorio, e quindi speriamo che questa vicenda possa chiarirsi nelle prossime ore. Chiarezza chiesta anche dal presidente della provincia di Treviso per il bene del territorio, precisa Leonardo Muraro. È importante, aggiunge, che artigiani ed imprenditori in questo difficile periodo di crisi possano avere la certezza di poter contare sul sostegno di una banca del territorio trasparente. Inneggia la trasparenza del sistema bancario veneto anche il presidente del Consiglio regionale, Clodovaldo Ruffato. Non vorremmo scoprire che l'economia regionale debba puntare su banche e finanze lontane dal suo territorio e dalle sue esigenze, puntualizza. Occorre avere molta prudenza in queste ore per rispetto di tutte le parti in gioco, sia quelle della dirigenza attuale e passata, sia del lavoro degli inquirenti, ma anche e soprattutto dei molti lavoratori di Veneto Banca che credo vivano queste ore con grande apprensione e preoccupazione.